Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirai. Ai, 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 ai. Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterai. Ai, 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 ai. Anche tu in riva al mare tempo fa, amore, amore. Mi dicevi luglio ci porterà fortuna, poi non ti ho vista più. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Buongiorno Alessandra, Pop Economia Rumore. Ricordo velocemente il numero WhatsApp 340 670 9659. A te la linea, Alessandra. Grazie Natalia e ben ritrovati amiche e amici di Radio Libertà. Si torna in diretta con Pop Economia Rumore. In luglio un classico pop della canzone italiana di Del Turco. E chi non conosce questa canzone italiana così famosa e così popolare? E quante promesse ci sta portando questo luglio, un mese che agli sgoccioli ci lascia temperature record, lo spettro della siccità che si aggira nella pianura padana e poi la promessa. La promessa, come dice la canzone, come canta Del Turco, di una prospettiva di un bel viaggio ad agosto, un bel viaggio lungo o breve che sia, o mordi e fuggi. Vediamo tra poco quanto ci costa e come potrà essere questo viaggetto con Maria Linei di Assutenti, grande associazione dei consumatori che spesso è qui con noi il martedì, e poi l'amarezza o le amarezze. Quali sono? Hormuz chiuso e anche c'è un altro stretto che va chiudendosi, è quello di Bab al-Mandeb. La minaccia è del gruppo yemenita degli Houthi, ha preso poco fa contro le navi saudite. Danni, petrolio su, gas e carburanti su, bollette alle stelle anche sotto il solleone. E naturalmente la preoccupazione è quella di sempre, tutti i martedì lo diciamo, bollette, caro carburanti, consumi, costi, cittadini e imprese hanno un bel da fare con le bollette sempre più salate. Giorgia Meloni incontra oggi i leader di coalizione per il punto sulla situazione internazionale, per definire l'agenda e le priorità di autunno. E sempre a proposito di energia, di bollette, costi, rincari, consumi, giorni fa l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha detto senza giri di parole: dopo il Covid, guerra in Ucraina e crisi di Hormuz, non si può certo pensare di andare avanti a furia di politiche green e incentivi. Qualcuno ha capito il messaggio, qualcuno ascolterà Descalzi, parole pronunciate durante l'audizione in Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. Onorevole Alberto Gusmeroli, so che è in linea, Presidente Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, Camera dei Deputati, ben ritrovate, un po' che non era con noi, è andata così e come sta? Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito. Sì, è andata così, ma d'altra parte i numeri ci dicono questo, cioè che i paesi che hanno un mix energetico che prevede fonti rinnovabili, quindi solare, eolico, geotermico e idroelettrico associato anche al nucleare, hanno meno dipendenza dalle fonti fossili e quindi dal gas, che incide sia per ciò che riguarda il riscaldamento, ma incide anche sulla bolletta elettrica, perché sappiamo quanto è importante il tema del gas in Italia. Quindi, e sappiamo quanto lei si è speso, le battaglie sulle bollette, no? Se lo ricorderà, l'abbiamo detto qui moltissime battaglie volte. Ne abbiamo fatte tantissime a favore dei cittadini e devo dire almeno una quota di 3 milioni di famiglie che
sono in questo momento ancora nel sistema tutele graduali, quindi bolletta della luce pressoché più bassa del 50% rispetto alle famiglie che purtroppo che sono nel mercato libero. Ecco, quindi anzi possiamo approfittare per dire, se volete risparmiare qualcosettina e siete una famiglia con over 75 persone diversamente abili e fragili economici, potete valutare lo spostamento nel mercato tutelato, ecco, perché attualmente è mediamente più basso del mercato libero. Chi invece questa è una buona informazione, una utile informazione, direi. Sì, assolutamente. Chi invece ha seguito tutta la campagna che abbiamo fatto come Lega e come Commissione Attività Produttive, in particolare il sottoscritto, ed è tra i fortunati di quei 3 milioni di famiglie che nel sistema tutele graduali non si sposti da lì fino al 31 di marzo, quando cesserà quel sistema, perché fino al 31 di marzo continuerà a risparmiare tanti soldi e quindi non avrà il problema della crisi geopolitica internazionale. Poi al 31 di marzo vedremo quale paracadute trovargli per evitare di finire nel mercato libero, che in questo momento onestamente è molto ma molto più caro. Diciamo più selvaggio. Allora fermi al 31 di marzo, onorevole Gusmeroli. Ecco, molti gli argomenti che voglio esaminare con lei, andiamo in velocità e tocchiamoli tutti, perché è un po' che non ci si sente, non ci si vede qui in Radio Libertà, Pop Economia e Rumore. Descalzi dice, lei dice su Descalzi e su questo incontro che ha avuto in un'audizione in attività produttive sia transizione sostenibile. Ecco, la transizione sostenibile, ci può chiarire questo concetto brevemente? Ma la transizione sostenibile è quella che guarda alla tutela dell'ambiente, alla diminuzione della CO2, ma non distrugge i posti di lavoro e non distrugge l'industria. Esempio, quella che la transizione non sostenibile è quella che è stata scelta anni fa e confermata anche dalla Commissione europea per l'automotive, quindi si è scelto il sole elettrico e il risultato è stato che adesso Volkswagen sta chiudendo gli stabilimenti, fortunatamente Stellantis ha cambiato rotta, ha cambiato l'amministratore delegato, se vogliamo anche Filosa, Antonio Filosa, sì, grazie alle audizioni che abbiamo fatto noi in Commissione Attività Produttive, è emerso che la scelta di Tavares di andare nel sole elettrico stava distruggendo Stellantis. C'è stato un interregno con il presidente Elkann che ha portato poi la nomina dell'amministratore delegato Filosa, che ha mandato a perdite quasi 25 miliardi di euro nel 2025, nel bilancio 2025 di Stellantis, e sta cercando di cambiare tutta la produzione, il piano industriale, però i primi effetti, almeno dall'audizione che ha avuto qui in Commissione Attività Produttive, e ora ne parliamo subito, visto che lei me la chiama, abbiamo l'ordine della scaletta e ne parliamo subito, perché parliamo di crisi industriale. Noi qui parliamo sempre di produzione industriale che va un tantino meglio su base annua, come lei saprà. Questa volta un tantino l'1,1, a maggio invece scende, e noi qui abbiamo fatto, io in questa trasmissione ho fatto tutto il percorso con i lavoratori, abbiamo ascoltato la voce dei lavoratori di tutti i poli industriali produttivi di Stellantis, da Melfi a Piedimonte San Germano, quindi Cassino, Torino, Pomigliano d'Arco, e insomma tutti. Ecco, in questo caso, con l'audizione che le ha avuto di Antonio Filosa, che sembra voglia ribaltare le regole del gioco, molto molto lontano, come diceva lei, il tempo di Tavares, ecco, che tipo di audizione è stata, che cosa le ha detto Filosa, che sta davvero, credo, provando a rilanciare, perlomeno ci sta provando a rilanciare Stellantis, con più consegne e anche nuovi modelli. Come va? Ma allora, diciamo, è stata un'audizione molto più particolareggiata, è entrato nel dettaglio di ogni stabilimento, e a parte Cassino, su cui si è riservato una serie di decisioni alla fine dell'anno, sugli altri stabilimenti
ha dato la linea esatta di quello che intende fare nei prossimi 5 anni e i primi risultati si sono visti: un aumento delle vendite, una diminuzione sensibile della cassa integrazione, parliamo in media del 30%, con delle punte in alcuni stabilimenti e valori più bassi in altri stabilimenti, però in media una diminuzione del 30% della cassa integrazione è importante. Un impegno non più per il solo elettrico, ma puntando anche all'ibrido. D'altra parte, se noi guardiamo una delle poche aziende, case produttrici, che è riuscita a guadagnare in questi periodi di tempo di transizione, di cambiamenti, eccetera, Toyota ha basato la sua fortuna sul solo elettrico, sull'ibrido, non sul solo elettrico. Quindi la strada sostanzialmente è quella lì. Ovviamente bisogna anche pensare che nel frattempo che si sistemano gli stabilimenti, riparte la produzione, riparte la vendita, però non bisogna farsi invadere dalla Cina e quindi diciamo bisogna avere un atteggiamento meno prudente nei confronti della Cina e quindi con dazi molto più ampi, molto più alti di quelli che sono stati messi diciamo nei mesi scorsi. Ecco, quindi ci vuole un atteggiamento un po' diverso. Purtroppo è cambiato molto l'approccio delle case produttrici, fanno molta più squadra tra di loro, ma è cambiato poco l'atteggiamento della Commissione diciamo europea, quindi della von der Leyen, anche se ha fatto tante dichiarazioni di apertura che però si sono tradotte poco in fatti, e questo qui sicuramente è un quello, problema. diciamo, la risultanza di queste dichiarazioni. Ecco, c'è poi un altro, sempre siamo sul lavoro, perché è quello che ci interessa di più. C'è stato anche qualcosa di che lei in prima linea ha caldeggiato, il distacco dei lavoratori, una tutela in più, leggo qui, per l'occupazione fino al 2029. C'è un emendamento che è stato introdotto dalla Lega per salvare i posti di lavoro quando ci sono momenti di crisi, e ci interessa molto perché i momenti di crisi, come lei sa, ce ne sono e purtroppo ancora molto abbondanti. Come funziona? Allora, diciamo che nasce un po' dalla guardare la realtà, cioè io faccio il commercialista e quindi vedo la realtà e i vincoli di ricerca di personale. Quindi abbiamo una situazione strana in Italia, no? Dove abbiamo necessità di assunzioni in tante aziende e abbiamo tante aziende in crisi, quindi una situazione che è difficile mettere insieme la domanda con l'offerta. Allora c'era il decreto 1° maggio, in qualche modo ho pensato di inserire un emendamento che renda facile l'incontro tra la domanda e l'offerta, tra aziende sane e aziende in difficoltà. Quindi questa è un'operazione passato, questo emendamento, in cui si permette sostanzialmente alle aziende, che cercano lavoro in qualunque settore, di assumere, di prendere in distacco personale da un'azienda in crisi, anche di un altro settore, previo accordo sindacale e mantenimento della stessa mansione. Quindi è una cosa molto positiva, una piccola rivoluzione, perché questa cosa non è mai stata possibile, e quindi vuol dire che facciamo degli esempi: se un'azienda commerciale cerca del personale, c'è vicino un'azienda in crisi con persone in cassa integrazione del settore industriale, chiede di avere quel personale, gli garantisce la stessa mansione, previo accordo sindacale praticamente lo prende in distacco, ma resta sempre in carico all'azienda originaria, e quindi questo permette ai lavoratori dell'azienda in crisi
di non percepire solo la cassa integrazione, ma uno stipendio esattamente come lo prendevano prima, di lavorare. All'azienda che cerca lavoro e quindi sappiamo quanto è difficile trovare spesso del personale, trova personale e ci guadagna pure lo Stato perché non ha ovviamente il peso della cassa integrazione. Chiaro, e noi speriamo bene perché il lavoro è un tema preminente, i lavoratori in difficoltà sono purtroppo moltissimi. Torniamo un Sì. momento sulle bollette, che è il nostro male assoluto, lo dico sempre io, e spunta, leggevo, un piano per tagliare le bollette. E da dove spunta? Udite udite, dall'Europa, cioè la UE si sta impegnando con una revisione della tassazione energetica, cioè un vasto programma della revisione della fiscalità. Ora lei di fisco ne sa e come ne sa, ma che cosa dobbiamo aspettarci? Ci crede lei a questa, diciamo, svolta della UE e soprattutto, non so se il ripensamento, come chiamarlo, ma forse proprio una decisione necessaria, no? Perché necessaria e non so se è sufficiente visto il quadro davvero drammatico di povertà energetica che attanaglia l'Italia, sì, ma che attanaglia tutta l'Europa. Ma allora io finché non vedo che cosa viene fatto è difficile che possa dire. Tendenzialmente se la cosa è simile a tutti gli annunci che hanno fatto il commissario dei trasporti, Séjourné, i vari commissari per ciò che riguarda l'automotive e poi gli atti concreti che ne sono conseguiti, vuol dire che sarà una roba deludente. Quindi io aspetto a esprimermi, però generalmente per ora, visto l'approccio che è sempre molto ideologico e poco pragmatico, la vedo difficile che la Commissione europea salti fuori qualcosa di buono, ecco, se devo essere sincero. Poi pronto a ricredermi se vedo degli fatti. Teniamo in considerazione che il peso della bolletta dipende molto dal mix energetico dei singoli stati, ecco, quindi su quello è difficile intervenire. Spesso viene fatto il confronto Italia con Spagna, no? Dicendo la Spagna ha puntato molto sulle rinnovabili, premesso che in questi anni l'Italia ha fatto tantissimo sulle rinnovabili, ecco. Però il tema è che la Spagna ha quasi il 20% di energia prodotta dal nucleare, quindi l'Inghilterra, la Gran Bretagna la stessa cosa, quindi la Francia addirittura oltre il 50%, addirittura lo esporta, cioè noi compriamo l'energia dalla Francia che è prodotta dal nucleare, quindi diciamo che il governo ha lavorato bene perché nella nostra commissione attività produttive noi abbiamo fatto un'indagine conoscitiva sul nucleare, l'abbiamo consegnata al governo, ha fatto la delega per il ritorno del nucleare e l'abbiamo approvata, adesso è all'approvazione al Senato. Una volta che passa ci sono i decreti attuativi, certo parliamo di minimo sui piccoli reattori nucleari, parliamo di 5, 6, 7 anni. Se andiamo su centrali che è un po' più difficile immaginarle, ci vuole molto più tempo, ecco. Però d'altra parte l'attività legislativa e l'attività politica deve essere fatta non tanto per le elezioni dell'anno dopo o degli anni successivi, ma in generale per aiutare per un termine più lungo, insomma, ci siamo capiti. Ecco. Quindi uno deve avere un po' una progettualità che non è contingente, ma che guarda al medio termine, al medio-lungo termine, e soprattutto guarda ai giovani di oggi per permettergli a loro di vivere meglio. Ecco, e spesso le decisioni di oggi sono importanti per quello che sarà il futuro dei nostri giovani. Quindi ci sono sul tema bollette ci sono interventi che si possono fare nell'immediato, ci sono interventi che si possono fare oggi per un domani migliore, magari non nostro, ma dei nostri figli. E allora abbiamo parlato di luglio e delle promesse. Le promesse sono i viaggi. Ha sentito, onorevole Gusmeroli, c'è molto rincaro sui viaggi,
molto rincaro, e non soltanto sui viaggi ma anche sul carrello della spesa. Ora lo vedremo in esame con Assuotenti tra poco, ma voglio parlare anche, chiudere con lei con le cose belle. Luglio è anche momento di rassegne culturali, e quindi nelle città d'arte, festival d'autori, musica, jazz, cultura. Ecco, lei è sindaco di una bellissima città, Arona, lo ricordiamo sempre. Che cosa si fa ad Arona in questo periodo? Quali sono i festival in programma? Noi facciamo tantissime cose. Allora, vi dico, giovedì, cioè dopodomani, tanto per dire, facciamo un bellissimo concerto nell'antica fortezza della città che guarda su tutto il lago, quindi ha una vista pazzesca, e lì facciamo un concerto a lume di candela, quindi con centinaia di candele, con viola, violino, arpa, piano, con le musiche dei Beatles, tanto per dire. Ma poi la prossima settimana abbiamo i fuochi d'artificio, poi abbiamo l'alba. Noi abbiamo fatto quest'anno, ci siamo inventati questa cosa, che non l'abbiamo inventata noi, però che ha avuto un successo strepitoso, cioè andare ad attendere l'alba che arriva dal lago, quindi il sole che inizia a nascere al mattino. È qualcosa di meraviglioso l'alba, vedere l'alba. Abbiamo fatto un'alba al 21 di giugno, che era il solstizio d'estate, con 1800 persone che alle 5:40 ascoltavano uno dei più bravi violinisti italiani con uno Stradivari. Quindi diciamo che abbiamo cose per giovani, per meno giovani, per tutte le età e tutte le sere, in primo luogo dal lunedì al venerdì, perché noi stiamo cercando di destagionalizzare, come già il sabato e la domenica arriva al mondo ad Arona, una bellissima città sul Lago Maggiore, cerchiamo di concentrare in altri giorni della settimana. Per esempio stasera c'è il cinema in piazza, domani sera c'è uno spettacolo per i bambini, giovedì appunto questo spettacolo a lume di candela, venerdì abbiamo il DJ set ai giardini pubblici con migliaia di giovani che si divertono. Quindi, bene, insomma, allora lei è pronto per le vacanze, per venire o mi pare di capire che le sue vacanze si svolgeranno ad Arona quest'anno? Ma noi siamo fortunati perché siamo sempre in vacanza, però questo vale molto per tutti gli italiani, cioè noi siamo veramente fortunati perché viviamo in un paese d'Italia che è straordinario, cioè ha tantissime città meravigliose, spesso noi stessi non le conosciamo. Per esempio, se io adesso dico che ad Arona c'è la seconda statua più alta al mondo, che ha 400 anni, quasi 400 anni, del San Carlone, di San Carlo Borromeo, molti dicono: ma veramente non lo conosciamo? Ecco, questo è per darvi l'idea. Ma così io sono andato nelle Marche, in Abruzzo, in Puglia, ho visto dei posti meravigliosi che non conoscevo, e poi magari cioè l'Italia la possiamo scoprire soltanto viaggiando in Italia, mi permette questa frase, soltanto viaggiando in Italia. Viaggiamo in Italia, e soprattutto anche perché è il posto dove si mangia meglio, ecco. Chi va all'estero è una delle su cose questo che non abbiamo dubbi, il cibo. E allora io penso che dovremo venire a trovarla prima o poi ad Arona, prima o poi dovrò venire io, e dovremo veniamo con una bella delegazione. Abbiamo dei negozi bellissimi, dei bar, ristoranti, pizzerie meraviglioso, fronte lago, c'è 4 spiagge, insomma abbiamo tantissimi motivi per venire. Avete tantissimi motivi per venire a trovarci, e noi per viverci felici, perché onestamente siamo fortunati. Ecco. Bene, onorevole Gusmeroli, allora sono le 16:28, abbiamo passato in rassegna vari temi con lei. Questa è la penultima puntata di Pop Economia Rumore, ci sarà un'altra puntata martedì prossimo dove ci sarà con noi, ve lo annuncio subito, Giordano Riello, il grande imprenditore, un'eccellenza del Made in Italy. Riello è sinonimo di italianità e di storia nostra del Made in Italy. Parleremo di produzione industriale e di molto altro ancora, e poi ci rivedremo se Dio vorrà a settembre. Allora io la ringrazio, la saluto, le auguro buone vacanze e ci sentiamo presto. Un saluto a tutti e buone vacanze, venite a trovarci ad Arona. A presto, buone vacanze. A presto.
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore, 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 rumore. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Eccoci, allora tu Natalia sei pronta per le vacanze, per fare un buon viaggio? Dici un po', voce della nostra regia, voce che sta dall'altra parte, un po' lontano da me, ma ci coordiniamo perfettamente. Sì, manca ancora un mesetto circa, però dai, pian piano mi preparo. Pian piano si prepara. E Maria Linnei, segretaria generale di Assoutenti, è un piacere ritrovarla. È pronta la valigia, Maria carissima, ben ritrovata. Ben trovata Alessandra e ben trovati a tutti i radioascoltatori. La valigia è pronta, anche nel mio caso bisogna attendere ancora qualche settimana prima di partire, però non vediamo l'ora. Certo, vedendo un po' i dati che abbiamo letto in questi giorni sui rincari per le nostre vacanze, ci va un pochino storta queste prossime ferie, però i consigli dati dall'onorevole Gusmeroli, che ho ascoltato con molta attenzione durante l'intervento precedente, sono consigli da seguire. Rimaniamo in Italia, è il paese più bello che ci sia, facciamo ripartire l'Italia, risparmiamo sugli aerei, abbiamo visto che i voli nazionali sono addirittura triplicati negli ultimi 10 anni, i traghetti sono aumentati del 92%, i treni salgono del 27%, cerchiamo di approfittare di questo minimo rincaro per rimanere nel nostro paese e girandolo da nord a sud. Allora cerchiamo di approfittare, vacanza lunga o vacanza breve che sia, mordi e fuggi, rimaniamo in Italia, il paese più bello del mondo dove si mangia meglio, però c'è questo problemino dei rincari, come dicevi tu, soprattutto i traghetti sono raddoppiati, gli alberghi costano il 69, sto leggendo un report proprio in diretta, per cento in più. E come fare? Cerchiamo di barcamenarci, dici tu, e soprattutto Maria, la notizia di oggi che commentavo in apertura è con la chiusura dello stretto d'Ormuz, e non è solo Ormuz, abbiamo visto proprio poco fa 2 stretti, ora si parla di 2 stretti, non solo Ormuz, il petrolio è andato per la prima volta veramente su, e c'è il caro carburanti, il gas che aumenta, la luce che aumenta, le bollette che aumentano, ma soprattutto per fare il pieno ce ne vuole un po'. Ecco, Assoutenti cosa dice su questo punto? Allora, abbiamo analizzato anche noi i dati. Posso dirti che rispetto al gas abbiamo fatto un'analisi a 10 anni e a 5 anni. Allora, ovviamente
il rincaro risulta maggiormente negli ultimi 5 anni, perché calcolando dai 10 anni a questa parte c'è un aumento del 60%, negli ultimi 5 anni aumento addirittura del 70%, con alcuni picchi nella crisi famosa del 2022 del circa il 130%. Questo è un elemento che va a cadere sulle spalle dei cittadini, perché a cascata l'aumento del gas, l'aumento del carburante non incide solo sui trasporti, ma su tutti i beni che vengono trasportati, che vengono prodotti, che vengono così realizzati, industrializzati. Quindi il cittadino sta cambiando le proprie abitudini per quanto riguarda il consumo, si sta adeguando e quindi ha cambiato modalità di acquisto e di versazione della spesa. Per quanto riguarda le vacanze, se fino a 10 anni fa si prevedeva un periodo lungo di vacanza dai 10-11 giorni in su, adesso, e principalmente ad agosto, adesso si preferisce spezzettare le vacanze, quindi fare 3-4 giorni, quindi 3-4 notti di vacanza magari nel corso dell'anno e non nel periodo di alta stagione, quindi magari giugno, luglio o settembre, per cercare di ridurre la spesa e il caro degli alberghi, che come hai fatto notare tu rispetto a 10 anni fa è aumentato del 70%, che per una famiglia media, diciamo italiana, che è la nostra, che prendiamo sempre ad esempio, no, mamma, papà e 2 figli, incide moltissimo, perché chiaramente il 68% acquisisci il moltiplicatore del 4, del numero 4, diventa una spesa veramente importante. Quindi ecco, anche il carrello consumatore si adegua chiaramente cambiando le proprie abitudini. Rialzo. E che cosa aumenta? Aumentano le cose della stagione, le cose migliori, e quindi i pomodorini, la frutta, la verdura. Come regolarsi con il carrello della spesa? Purtroppo, come hai detto te, aumentano sempre quei prodotti che sono necessari e indispensabili nel momento, quindi c'è anche un po' di speculazione, mi permetto di dire, come quando facciamo le analisi nel periodo di Natale, che aumentano i prodotti prettamente delle festività. Ora ci troviamo in un periodo dove le temperature ci stanno facendo bollire in tutti i sensi, quindi che cosa si preferisce di mangiare? Frutta fresca, gelato, insalata e acqua. Anche l'acqua non abbiamo considerato che è aumentata anche quella, considerando che in alcuni paesi l'acqua che esce dal rubinetto non è potabile, quindi quello è veramente un bene primario. Quindi come si regola il consumatore? Purtroppo trovando il fornitore vicino casa che come dire fa spendere meno nell'acquisto del proprio prodotto, quindi che non applica uno sconto, un aumento così rilevante. Ci affidiamo al chilometro zero, al commerciante che magari ci conosce e che ci dà il prodotto veramente fresco, perché a volte il consumatore si imbatte anche in questo, no? In un prodotto da supermercato che è fresco, poi lo tiene nel frigorifero, dopo 2 giorni ecco lì che non è neanche più buono, quindi non dobbiamo è neanche stare più noi buono, consumatori sempre attenti, sono... con le antenne alzate e gli occhi bene aperti. Noi cerchiamo di dare consigli proprio per evitare di trovarsi in queste situazioni. Magari si fa una spesa anche importante comprando un prodotto che si pensa che sia fresco, come appunto l'insalata, e dopo 2 giorni magari non è neanche più commestibile perché non è buona. Non è più sì. Quali sono le domande più frequenti, poi chiudiamo, che fanno ad Assutempi i consumatori, che devo dire sono informatissimi sul carrello della spesa, forse anche grazie alle vostre campagne, quelle delle grandi associazioni di consumatori come la vostra, e credo che sia un'informazione anche importante, perché al supermercato andiamo tutti, al mercato andiamo tutti, e stavo anche leggendo, curiosità della curiosità, apro parentesi e la chiudo, ma mi piace anche commentarla con te, che l'informazione tradizionale ormai è un po' desueta, comincia a diventare un po' per tutti, non soltanto per i giovani, cioè il modo di informarsi è preso ormai quasi un po' rapito voracemente dai social, da internet, da Facebook, cioè da le cose più accessibili, sulle quali vanno ormai anche le persone un pochino più in età, e quindi le campagne che voi fate sono importanti anche per questo, perché l'accessibilità delle fonti è importante. Però ecco, questa nota, questo report che parla di un po' di un occultamento delle fonti tradizionali, cioè ci si informa più non in maniera tradizionale dai media tradizionali, ma da fonti diverse e comunque sempre attendibili, e quindi da canali diversi. Cosa ne pensi? Guarda, ti ringrazio di questa domanda, perché noi come Assutempi abbiamo investito moltissimo nella comunicazione social e
dei 3-4 social principali che diciamo vengono così utilizzati dal consumatore, noi abbiamo diamo la stessa tipologia di informazione e sensibilizzazione al consumatore, ma con dei linguaggi diversi, perché sappiamo che comunicando su Facebook abbiamo un target di età che va dai 40 in su TikTok troviamo i più giovani, su Instagram troviamo la fascia di età mezza, su X addirittura un ulteriore diverso target. Questo ci permette di raggiungere tutti i consumatori dando informazioni che sono le stesse ma con dei linguaggi diversi. Abbiamo lavorato moltissimo per avere la famosa spunta blu, perché chiaramente sui social si trova un po' di tutto, trovi informazioni vere da fonti attendibili come quella nostra che è diciamo determinata dalla famosa spunta blu, ma si trovano anche tante bufale, fammi passare il termine. Quindi il consumatore va benissimo a informarsi sui social perché sono di quotidiano utilizzo e di facile comprensione, perché abbiamo un'attività di comunicazione molto facile tra le immagini, le fotografie, i testi scritti veloci, piccoli video che attirano l'attenzione, ma mi raccomando, affidatevi delle pagine social di strutture che sono attendibili, quindi attenti alle bufale o ai fake, perché anche su questi temi è facile cadere, come dire, in informazioni che non sono corrette. E in informazioni distorte, informazioni non reali, non giuste, non attendibili. Quindi mi pare di concludere, di capire che le bufale sì le mangiamo come mozzarella, ma le bufale le dobbiamo evitare, non è così, Maria? Esatto. Un po' di leggerezza estiva ce la consentiranno. Abbiamo d'altra parte cominciato con la canzone Luglio di Del Turco e tutte le amarezze e tutte le promesse che ci sta così portando luglio. Che luglio è stato questo? Insomma, non un luglio bellissimo, soprattutto per il caldo, credo di dire. Allora, 16:40, Maria Linea, io ti ringrazio davvero, buone vacanze a te e a tutta l'associazione Studenti, per noi una voce importantissima, sai quanto io ci tenga sempre ad avervi ospiti, e noi ci rivediamo, se Dio vorrà, a settembre. Grazie e buone vacanze, buon Maria. proseguimento. Buonasera a tutti. Grazie. E allora adesso, mentre faremo il punto per la penultima puntata di Pop Economia Rumore, il punto geopolitico, voglio fare degli annunci e voglio parlare di bellezza, non di promesse, non di amarizze, così come abbiamo cominciato, ma di bellezza. E la bellezza si può prendere e apprendere, sapete dove? Nei festival estivi, tanti ce ne sono, da non perdere tra musica e cultura, sempre ovviamente nella nostra Italia. Dimentichiamoci i rincari, dimentichiamoci le bollette e immergiamoci nella bellezza. Da nord a sud, questa estate 2006, nel bel paese si presenta ricca, ma che dico ricchissima, di proposte musicali e culturali, rassegne itineranti, festival in borghi e città d'arte. Per esempio, fino a domani 22 luglio mi segnalano qui la Milanesiana e la 27ª edizione con incontri tra letteratura, cinema, filosofia, musica e scienze. Fino al 24 luglio invece il Lazzaretto Estate, che non è una cosa brutta, anzi, a Bergamo, concerti, jazz e teatro. Se volete invece vivere e ascoltare davvero dal vivo le storie e le voci dello sport, a proposito di città d'arte vi consiglio di recarvi a Veroli, città gioiello perché ovviamente è più vicino, del Lazio nel Frusinate, è famosa per la Scala Santa, tesoro della cattedrale e fasti verulani. Beh sì, qui ieri, 20 luglio, si è aperto il Festival Nazionale dello Sport Raccontato, la voce ai protagonisti dello sport, ma anche, scrivono qui, alle voci di primo piano della letteratura, dello spettacolo. 8ª edizione, 6 serate ad ingresso libero. Ad aprire è stato lo scrittore ieri Maurizio Di Giovanni e il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo. Si prosegue stasera con l'energia giovane del basket, ne parlerà l'allenatore Matteo Bonicciolli, e ancora domani con Pierluigi Pardo, e poi c'è ancora un altro domani con il bomber Beppe Signori, Jacopo Volpi, leggo qui, tante voci brillanti e coinvolgenti, gran finale
sabato 25 con il presidente del Frosinone Calcio, Maurizio Stirpe. E allora appuntamento in piazza Santa Salome a Veroli. Termino un festival organizzato dall'Associazione Culturale Tutti i Colori del Libro, in particolare da Paolo Fellari, Laura Collinoli, Armando Mirabella, Maria Laura Lauretti, Assunta Mastrocola e Paolo Tosti. E allora vediamo un po' se è con noi per la striscia finale della geopolitica il professor Petricone. Sì, sono con voi e stavo ascoltando con grandissimo interesse, perché non sono riuscito ad appuntare questi interessantissimi festival, incontri, ecco. ma poi cercherò di recuperarli. Buon pomeriggio. Li recupereremo. Buon pomeriggio a lei, professor Petricone. Lei innanzitutto è pronto per un bel viaggetto? Ha sentito che cosa sta succedendo? Tante volte abbiamo commentato in apertura di puntata della fascia Pop Economia il petrolio, in fondo il petrolio, diciamo, sempre con Nino Sunseri, grande giornalista economico, non è andato poi molto giù, non è stato così, ma stavolta, molto su, volevo dire, ma stavolta invece il petrolio è salito. Gas e carburanti sono molto a salire e ovviamente chi ne fa le spese, chi deve fare i conti? Noi con le bollette sempre più care. Ecco, dico questo perché intanto il dietrofront di Trump su Hormuz e la chiusura dell'altro stretto, questa marcia indietro di Trump sul pedaggio e Trump che torna di nuovo, lo sappiamo ormai, è ciclico, lei mi dirà, a imporre, a dire che, insomma, annunciare strepitosamente i dazi, insomma tutto questo fa di noi dei poveri inermi, no? Che siamo lì a guardare e davvero ci demoralizziamo. Come dobbiamo vivere tutto questo? Sicuramente non con rassegnazione e cercando di comprenderne un po' le cause anche in funzione di un superamento di una situazione di crisi che si sta protraendo, possiamo dire, inaspettatamente. Sicuramente non se lo aspettava l'amministrazione americana, che ormai da quasi 5 mesi, perché manca solo una settimana a che si compiano 5 mesi dal 28 febbraio, continua a dover affrontare questo pendolo, no? Adesso addirittura con la chiusura dell'altro stretto speculare a quello di Hormuz. Ecco, parliamo dello stretto di Bab el-Mandeb e la minaccia arriva dal gruppo yemenita degli Houthi contro le navi saudite. Insomma, basta una piccola mappa per capire, perché noi in queste guerre abbiamo cominciato a capire tante cose che magari non sapevamo perché non erano di nostra stretta osservazione, reale e vicina osservazione. Per esempio abbiamo imparato che esistono gli Houthi, che non vanno poi proprio sottovalutati. Lei ce lo spiegava l'altra volta. Che cosa può succedere con la chiusura di questo stretto? Ora c'è questo grande allarme, bufala oppure realtà che può farci paura, che può farci tremare? Ma diciamo che è una reazione a una crisi di guerra che diventa sempre più tale. Abbiamo visto che ci sono stati ultimi bombardamenti sul Kuwait e nel Bahrain da parte dell'Iran e lo Yemen si è schierato appunto a fianco della Repubblica Islamica dell'Iran. Ricordiamo anche, peraltro, che in quella zona opera una missione europea, Aspides, che ha proprio la funzione di aiutare tutte le navi mercantili, quindi con lo schieramento di forze da parte di ciascuno dei 27 Stati membri dell'Unione Europea, a percorrere quello stretto di mare, il Mar Rosso fino su poi alla parte settentrionale. Però sicuramente c'è una necessità di affrontarla in maniera, applicata, potremmo dire, e in questo momento io mi aspetto anche una reazione dell'Unione Europea, che proprio, ripeto, in quell'area ha la sua missione Aspides. Vedremo che cosa succederà. Il clima politico, professor Petricone, è incandescente in questi giorni, lei lo avrà visto, lo saprà molto bene, e dopo Bologna a ferro e fuoco, abbiamo visto delle immagini orripilanti ieri, c'è anche una bufera sul sindaco Lepore, si dice deve dimettersi, c'è il ministro Salvini che dice la sinistra è responsabile, ci sono 11 feriti negli scontri tra antagonisti e polizia dopo il presidio per Fakir
no? L'incidente che è successo di Fakir, sul quale ovviamente va fatta luce, e Piantedosi oggi ha parlato e ha detto tragedia strumentalizzata, però noi faremo tutto il possibile, non sarà un secondo caso Cucchi. Il centrodestra accusa il sindaco del PD, quindi si surriscalda, se mai ce ne fosse bisogno, il clima politico, non soltanto riscaldamento dal punto di vista energetico, no? Climatico e delle bollette. A proposito, Giorgia Meloni, lo dicevo in apertura, vede oggi i leader di coalizione per ridefinire l'agenda prima della pausa di agosto, no? E anche l'agenda dal punto di vista economico e sicuramente poi politico. Ecco, volevo un pochino un commento dal punto di vista giuridico, ovviamente, di lei su questo, e mi hanno anche colpito le parole del sindaco Lepore. Non so se lei avrà notato, Lepore dice: solo una delle due piazze di ieri rappresenta Bologna. Ma diciamo, questa situazione tragica e assolutamente triste è una situazione che purtroppo abbiamo conosciuto anche in altre occasioni, in altri paesi, no? Pensiamo a quello che è successo negli Stati Uniti. È sicuramente una situazione sulla quale le forze dell'ordine, le citava lo stesso Ministro dell'Interno, ma la magistratura, la procura che se ne sta occupando di Bologna, sta acquisendo tutti gli elementi. Dal punto di vista, diciamo, dei fenomeni politici, quindi della sociologia dei fenomeni politici, è chiaro che in queste condizioni si creino delle dinamiche anche volte al sostegno di una parte o dall'altra. Però certamente quello che io credo debba essere riconosciuto in democrazia, come lei citava da ultimo, è il diritto di ciascuna parte a rappresentare le proprie istanze. Ripeto, con modalità pacifiche, con modalità che siano rispettose dei diritti diciamo di ciascuno, ma senza, come dire, dare patenti di maggiore o minore liceità. Ecco, professor Petriconi, grazie di questo commento. Sono le 16:50, oggi dobbiamo chiudere un pochino prima per mie esigenze personali, ma di pochi minuti. Volevo che lei rimanesse in linea per ricordare una figura di un grande cronista, un grande giornalista che Sì. Inaspettatamente, davvero ieri sera, la notizia è venuto a mancare. Lui è Daniele Compatangelo, gli ascoltatori e ascoltatrici lo avranno ascoltato, questo nome bravissimo, un fuoriclasse, cronista della 7, per gli USA, ha raccontato gli Stati Uniti davvero in una maniera efficace e competente, con uno sguardo originale. Pensate un po' che io volevo chiamarlo in trasmissione per avere una corrispondenza, se mai fosse stato possibile, visto che lui era cronista per la 7, ma per avere un parere, un commento. Ricordiamo tutti lo scoop di Daniele di pochi giorni fa, quando ha telefonato, perché aveva un filo diretto con la Casa Bianca e con Donald Trump, e Donald Trump ha parlato di Giorgia Meloni, e da qui si è innescato lo scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Bravissimo Daniele, e davvero mi dispiace moltissimo una scomparsa prematura e ingiusta. Ecco, Se lei posso seguiva aggiungere, era un Compatangelo? giornalista molto in gamba, apprezzato a livello internazionale, è stato il presidente della WHRCA, cioè dell'associazione dei corrispondenti stranieri presso la Casa Bianca, la House Foreign Correspondent Association. Sì. E, ecco, è mancato molto giovane, tra l'altro appunto non aveva compiuto, diciamo, da poco 50 anni, e incredibile che questa occasione sia avvenuta dopo quell'importantissimo Esattamente. Bravissimo, fuori classe, mai fazioso, un grande reporter. E allora, professor Petriconi, io la saluto, la ringrazio come sempre, ci ritroveremo, questa è la penultima puntata, lo ricordo, di Pop Economia Rumore, ci ritroveremo presto sicuramente, e di nuovo grazie. Grazie a voi e alla prossima. Grazie ancora, saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Buon martedì, ci vediamo e ci sentiamo, se vorrete, martedì prossimo. Ciao! Avete ascoltato Pop Economia.